chiudere immediatamente e dire: "Chiamo i carabinieri." Oppure dire: "Ho un figlio carabiniere, adesso chiamo lui." Yolanda lo dice a gran voce quando arrivano telefonate con richieste di soldi da chi si finge un parente o un avvocato. Ripetere con sicurezza questa frase e riagganciare. Lo ha fatto lei stessa dopo momenti di grande paura. Lunedì pomeriggio una donna che si è finta sua nipote Giulia l'ha chiamata chiedendo denaro e gioielli per acquistare farmaci perché gravemente malata. Richieste incalzanti ed insistenti che stavano mettendo a dura prova l'Arzilla 99enne di Villanova di Campo San Piero. Mi diceva, "Se non mi dai nonna, mi avrai sulla coscienza quando muoio, perché se non mi faccio questo intervento devo morire, perché ho tanto male, nonna, ho tanto male", continuava. Il groppo in gola, poi il guizzo. Yolanda chiede di farsi passare il figlio, zio della ragazza. Ho detto: "Ma non è la sua voce questa?" E lui m'ha risposto: "Mamma, sto piangendo anch'io", ha detto. Continuava così. Nonna Yolanda non ci casca, respinge con determinazione le richieste di denaro, riaggancia tra gli insulti della truffatrice e chiama subito un'altra nipote che la rassicura. Per lei la fine di un incubo. Ho capito alla fine quando che mi ho telefonato alla sorella di Giulia, che mi ha detto: "No, la mamma è qui con me", e invece diceva che era là all'ospedale con lei. Allora mi son tranquillizzata perché ha detto: "È qui con me", perciò era qua a San Giorgio delle Pertiche. La 99enne tira un sospiro di sollievo e racconta la sua storia perché spera che nessuno più debba subire truffe da parte di persone senza scrupoli che puntano tutto sul grande amore che i nonni hanno per i loro nipoti e familiari. Resta però l'amarezza. Non è giusto che noi vecchi siamo trattati in questo modo, abbiamo bisogno di vivere e non di essere truffati da vagabondi che girano per le strade. E ora che 'ste persone che girano truffatori sui paesi, dagli anziani, è ora di punirli.